È arrivato stamani l'albero di Natale che sarà installato in piazza Marconi. La conifera alta 12 metri proveniente dal demanio forestale di Aragona è stata donata dall'assessorato regionale all'agricoltura, Dipartimento Sviluppo Rurale. L'accensione dell'albero è prevista per la prossima settimana, una tradizione che continua anche quest'anno. Ormai è una tradizione, anche quest'anno ho portato una conifera che viene dal demanio forestale di Aragona e il disboscamento selettivo mi permette infatti di poter scegliere tra virgolette una di queste conifere che purtroppo ahimè devono essere abbattute ogni anno, quindi ho scelto una delle migliori e la sistemiamo qui al centro di piazza Marconi, verrà addobbata a giorni e così anche Agrigento avrà il suo albero di Natale. Che cosa si sta pianificando per le feste degli agrigentini? Stiamo pianificando un bel po' di cose, purtroppo siamo un po' in ritardo, ma sempre per i classici problemi economici, però abbiamo raggiunto la quadra, ci saranno degli eventi, si monteranno le luminarie in tutta la città, ci sarà anche un capodanno che ancora però non voglio dire, il programma ancora è in fase di allestimento, però anche quest'anno Agrigento e gli agrigentini avranno le loro festività per come si deve. Ci può anticipare solo la location, il Capodanno sarà sempre qui in Piazza Stazione? Sì, il Capodanno sarà qui in Piazza Stazione come l'anno scorso, penso che sia la migliore location che noi abbiamo a Agrigento, sia come bellezza di piazza ma anche come ampiezza per poter accogliere più gente possibile.